Questo è il passo di Correvoi, tristemente famoso. Negli ultimi anni si sono verificate qui più di 90 rapine. Chi passa per questa strada incassata rischia di trovarsi alla mercé dei banditi senza possibilità di scampo. Per questo al passo di Correvoi c'è sempre una camionetta dei carabinieri che aspetta la corriera. La preleva qui e la scorta poi lungo il percorso più pericoloso. Gli orgolesi hanno una cattiva fama davvero. Perciò se una corriera viene bloccata, se un ufficio postale viene svaligiato, se un branco viene rubato, i sospetti ricadono sempre su di loro. Tuttavia, gli orgolesi non sono i soli. Proprio ultimamente si è verificato un fatto strano di cui i giornali isolani hanno parlato. Proprio loro, gli orgolesi, sono stati derubati di un branco di vacche. È stato scoperto dagli interessati che il branco era in un cortile di Fonni. Una delegazione è stata inviata per trattare. Ma quando gli orgolesi hanno preteso la restituzione del branco, gli interessati hanno risposto a fucilate. Così la delegazione orgolese, assediata in un'osteria, ha alzato bandiera bianca e ha chiesto una volta tanto la protezione dei carabinieri. Ma non finirà così, dicono.